Ciao a tutti, questo è un altro video su Sardara e vi voglio raccontare una piccola curiosità di questo paese. Siete curiosi? Allora venite con me indietro nel tempo. Aio! Sin dall'antichità l'uomo ha capito l'importanza dell'acqua termale, l'acqua calda, che comodità quando ancora non esisteva nulla per poterla riscaldare. Chiaramente sfruttate tantissimo dai romani, loro erano abilissimi a costruire proprio gli impianti termali, frequentate sicuramente da tantissimi personaggi, ma sapete che tra i tanti ospiti di queste terme c'è stato un ugone che veniva qua a curare la gotta? Ora non abbiamo delle fonti scritte che ce lo accertino, che lo attestino, ma si è sempre tramandata questo detto. E chi era Ugone? Ugone era uno dei familiari di Eleonora d'Arborea, uno dei suoi parenti. Guardate un po' qua. Questo è il libro che parla di Eleonora d'Arborea, la regina del giudicato di Arborea, la nostra giudicessa, la più famosa tra le giudicesse sarde. Se non la conoscete, vi consiglio di acquistare il libro e di leggerlo. Si tratta di un romanzo storico, ma all'interno troverete tanti spunti che vi arricchiranno e vi faranno viaggiare indietro nel tempo. Il libro di Monica Tronci, che colgo l'occasione per salutare. Ciao Monica, questa è una sorpresa per te. Vi saluto, arrivederci e a presto.